Buonasera a tutti, ben chiattats. Ossin già arrivati al terzo appuntamento di Viaggi in Friuli, trasmissione fatta di una schiera di 5 speciali realizzate da Arlef, Agenzia Regionale Pelenghe Furlane, in collaborazione con Telefriuli, per farnos conoscere meglio la lingua furlane, la nostra storia e i nostri territori, e no dome. Voi in tal dettaglio fevelarin di una delle realtà teatrali tra le più importanti e conosciute della nostra regione. Per darvi qualche indizio, us disarai che questa è una compagnia teatrale che è formata di 3 attori, tutti 3 uomini, e che questa compagnia è nata dal 1982 e di che volte non si è mai fermata. Il loro ultimo spettacolo, Fieste, ha debuttato al marzo di quest'anno, prodotto dal CSS, Teatri Stabili di Innovazione dal Friuli Vignesi Giulie. Se anche mo non avete capito di cui costoi fevelant, us disarai anche che questi 3 attori sono tutti originari di Gredicchie di Sedean. Per aiutarvi anche mo, us disarai i titoli dai loro spettacoli più famosi. Le scarpe prendono piede, con più di 500 repliche, la trilogia Four, Laris, Dentri, Maratona di New York, Isoche, I Mosaicisti, Garage 77, Muradors, Bessol, Un arbitro tal bunker, Forest, Don Chisciotte il racconto, Don Chisciotte, Predis, Glaciat, In confin di vite, Blanc, come ovares dal sigur capit, con feveli de compagnie Teatro Incerto e dunque di, in ordine alfabetico, Fabiano Fantini, Claudio Moretti, Elvio Scruzzi, benvenuti e grazie di essere con noi. Grazie, brave. Ecco, attaccaranno subito a Disi un'evore di Robis che non siamo di Disi, allora io fermi subito e us dirai che queste sere con loro o fevelarin dal spettacolo Blanc, scritto, interpretato e diretto di loro 3, cui oggetti di scene realizzati di Luigina Tusini e prodotto sempre dal CSS, Teatri Stabili di Innovazione dal Friuli Vignesi Giulie, con mandarin in onda la registrazione video subito dopo di queste piccole interviste. Ottacare subito, facendo la prima domanda a Fabiano Fantini. Fabiano. Quante c'è mutise na sude l'idea di che spettacolo Blanc e cui hai al proponuto che soggetto l'argomento che gli altri oppure is state una scelte collettive la vostra? Sì, intanto l'idea è una sude anche mo tante infatti tipo 4 anni fa subito dopo Predis è arrivato Claudio con un libro Arte di Jasmin Rezza e nos dice e hai chiatato questo libro con 3 attori, vino di lei lui. E lui vin letto e non si è piaciuto subito. Però non lo vin fatto subito dopo. Allora resta lì. Pare che avevi buttato lì sulla tavola tante idee, no? Se ricordai, avevi buttato lì l'idea di... pizza, frico, no, buttato sulla tavola. Non sta a buttare sempre in ridi. No. Avevi buttato lì sulla tavola. Bombe! Buttato lì sulla tavola. Sglacciare. Sì, sglacciare. Fieste di compleanno. Fieste di compleanno, bravo. E arte, sì, che dopo è diventato Blanc. Ma in ordine, dopo vi fatto prima sglacciato, dopo vi fatto Blanc e dopo vi fatto Fieste. Arte... Non le resta a noi. Non le resta a noi e di arte. Però l'idea sì. L'idea di base che è dal quadri Blanc. Sì. E dopo si inlaspa la nostra strada. Quindi è un test che è maturato al tempo. Sì. È stato un po', no? Sì. Si è voluto un po' prima di arrivare a partorirlo. Per solito mi dite che un spettacolo per voi altri significa un 2 mesi di lavoro, no? Sì, anche di più. Effettivamente, ma anche di più, perché dopo arresta lì, magari si propone 1 anno, 2 anni prima. Dopo arresta lì, tra cassette intanto si comincia a filare, a pensarci di materiali e dopo effettivamente il lavoro di scrittura e di realizzazione a lei gli ultimi 2 mesi. Queste domande, la seconda la fa a Elvio, perché è difficile.
Ascolta Elvio, preparati. Sì. E continuo con abbondanza di particolari. Anche. No, con così tanti spettacoli all'attivo. Quali sono i vostri modi di procedere quando avete di fronte a una nuova produzione? Avete ormai una maniera di fare consolidate oppure ogni volta la procedura cambia da ur dal soggetto? Lasciato? Beh, è difficile. Lasciato? No, dipende sì, dal soggetto, dipende se ben commissionato, se hai le nostre idee, chiaramente. E lì, se è ben commissionato, normalmente viene inserito dal materiale, per esempio dai mosaicisti che non sono stati commissionati anche a volte dalla Nico Pepe, per riguardare I mosaici della Basilica di Aquilea. Della Basilica di Aquilea, noi lì abbiamo anche si sta aiutando, si sta illuminando di Renato Iacumin, che è come non le pui, e lì abbiamo tirato fuori tanto materiale. Dopodiché noi abbiamo tirato fuori di questo materiale, di tanto materiale, un linguaggio abbastanza popolare, quindi fa costruire il teatro. E lì cominciamo con dell'improvvisazione, cominciamo a buttare giù il testo e a così su di noi i personaggi, quindi a caratterizzare da proprio una struttura. Bravo. E buono, sei bravo. Mentre precisa, però dipende, perché No, può non succedere... sta sbagliato. Dipende, per esempio, anche il discorso di Blanc, Claudio è arrivato, pensa che non avevi letto il libro, l'ha letto Fabiano. Sei l'unico che non l'ha letto. Io tutti i L'unico Dopo ecco, quello è stato per esempio, oppure sono delle idee nostre, tipo Garà 77, le nate di una nostre idee, e di lì abbiamo cominciato a scrivere senza tirare fuori del materiale. Mentre il Don Chisciotte l'ha fatto un suo percorso, prima l'ha fatto un suo percorso scolastico, dopodiché abbiamo cominciato a chiarare dai film, non si aveva colpito un film Ma avevi anche letto il Don Chisciotte di Cervantes? Esattamente. Sì, lo Sì, sì. Allora, Ma queste robe che non si aiutato perché questo Don film, Chisciotte. di cui era questo film in Blancaneri, in spagnolo? Di Pops. Ah, ecco. Pops. E Qualche dunque non aveva le didascalis in italiano fortunatamente, e si impartì proprio di queste didascalis per muovi i primi passi, per scrivere le prime parole, i primi test. Dopodiché chiaramente si rabin, inventin, i cusin, rompin e buttano via tanto materiale, scrivono e buttano via. Fin quando non resta il test, che è l'essenziale. Bravo Elvio. No, ma voi eri preparatissimi. La terza domanda la faresti a Claudio. Ma l'hai finito il tempo. L'hai finito il tempo. No, non l'hai finite. Qual è il messaggio che con che spettacolo o volete comunicare al spettatore? E un'altra roba, un'altra domanda per te. C'è portato di vostri, dal vostri rapporti di amicizie dai spettacoli? Beh, domanda difficile. In effetti già risposto, perché noi abbiamo sempre lavorato su quel di contare storie e di contare di amici, di relazioni e di dinamiche all'interno di una relazione. E quindi in Blanc, ad esempio, la compra di un quadro diventa un pretesto per favelare di altri, non si interessava più di tanto favelare di arte contemporanea, di un quadro blanco, ma non si interessava di che era da voi, il fatto che uno dei tre al comprare un quadro ha spinto un sacco di bes, e di che gli altri che sono lì e che non arrivano a capire questi robi schi, un'amicizia che entra in una fase di crisi, che è una roba anche positive, cause di una serie di robe. Se questo, bene o male, è una roba che ha percorso sempre i nostri spettacoli, a volte spui, a volte smancole, quindi quello è il messaggio che non ci piace portare, contare dalle storie che in qualche maniera coinvolgono anche le persone che sono di altre bande. Ecco, come hai una domanda per tutti e tre, ma avessi di essi sinceri? No. Tutti insieme. Tutti insieme, lo stesso tempo. 37 anni di amicizie, di lavoro insieme. Si divertiscono anche mo e c'è molto faseso fa funzionare che è diventato ormai un matrimonio professionale, penso. È un matrimonio alle poceredi. Sì, anche perché bisogna darsi il ruolo. Però funziona anche moi, i baruffin tanto. Ecco. Però abbiamo imparato ad operare il chiaffa. Sì, è voluto un po'. No, si mancano gli istintivi di un team. Però questo non sa salvare la vita.
comunque come dicevi, il matrimonio deve pazienza, si chiappa dai compromessi, Bravo. fa baruffis e amore. Tanto Amore, sì, sì. per il teatro. E rispetto. Sì, sì, sì. Rispetto, Rispetto. Vinchi studiet, a 3 placis. Sì. E dopo viene imparato anche a rinunciare ognuno di noi a alc di noi. Perché Io hai bes. Io hai bes. Lui è Sì, lui ha la pensione, perché l'ha di dividi le parti. Cioè, pensare che anche che gli altri hanno delle idee che non sempre a colliming sono in sintonia con l'itos, e quindi bisogna farli sconvivili le 3 idee. E c'è dai compromessi. E c'è appunto. Con l'iming non è un buon furlano. No, non è un buon furlano. Però si capisce. Si capisce. Sì. Ecco. O ricordi che il Teatro Incerto ha debuttato proprio in marzo di quest'anno il new spettacolo Fieste, che insieme a Blanca all'ara torpa ai teatri de regione. E mi sembra di dire che i vostri teatri è la dimostrazione che si possono realizzare spettacoli in lingue furlane che vanno in avanti con successo dagli anni e che anche tutti che usano un po' tanti partners, Sì. come anche l'Arlef, l'agenzia regionale per le lingue furlane, o pensi che avete capito bene il vostro valore. E con che pensiero in queste terze puntate ringraziando Fabiano Fantini, Grazie. Claudio Moretti, Grazie. Elvio Scruzzi, per essere stati con noi e per averci scontato anche dal loro spettacolo Blanc e anche un po' di loro. Us ricordi che dopo di una piccole pause pubblicitarie andrà in onde il video integrale dal spettacolo realizzato dal Circolo Fotografico Furlan. Le riprese sono di Ivano De Simon, Dario Buttazzoni, Luca Meroi, Daniela Roveretto, l'assistenza tecniche di Stefano Podrecca, il montage di Maurizio Persello. Us ringrazio per la vostra attenzione e us augurin una buona visione di Blanc. Ieri, da un periodo di miele, per via dal divorzio, lunedì Filippa, la mia nuova compagna, mi telefonò in agenzia e aveva dato il mio numero alle sue amiche che aveva detto che eri bravo. Sì, è vero, io sono bravo, dal senso che sono bravo per dare belle occasioni di chiesa. E perché lei mi aveva chiamato perché ci arriva una specie di ambiente vignesie. Io avevo dalle belle occasioni, ma no a vignesie. Dopo ho capito che ella fa l'organizzatrice di eventi e che ci arriva un salone per organizzare una sfilata di mode. Mi fuori l'aggancio con tabacchi, un diesel, grosso, un calagino, che mi ha chiamato un bell'ambiente d'ogni il canale grande. Non sai se mo che l'ha fatto, ma me l'ha fatto quasi per noi. Insomma, un figurone. E lì partio di un po' di poi, dice chi sono, anche per vendere bene la mia immagine. E alle lavoro. Insomma, i suoi piaciuti. E mi è piaciuto a te. E così, ciao, baci, ci vediamo, ci sentiamo, che si sia riuduti. E va da sé, che vi incominciate a frequentarsi. Lunedì, a mia partata, conosci il suo amico Specogna, un gallerista,
Io non mi intendo i quadri, ma i dici che lì andare di veramente pieni. Difatti, era di fronte a un quadro splendicoloso, un astratto, ma bellissimo. Sì, perché per me un quadro alla riempita di colore sulle chiase. E a un certo punto dice, Filippa, guarda questo che meraviglia. E io mi dice, scusa, vengo subito, scusami amore, ma vengo adesso, sono stata calamitata da questo bianco. Era di fronte a un etele, a chistetele, completamente blanche. Ma è un quadro, stava in partito bianco, ma manco mai che ti aiuta, perché io mi faccio, questa è la nuova tendenza dell'arte contemporanea. Questa, non riesco a staccarmi da lui, mi piace tantissimo. Beh, se ti piace tanto te lo regalo, veramente, beh, se ti piace. E pensate fra me e me, trovo tu che costa un quadro in blanco. Allora sono andato di Specogna e dite, mi scusi signor Specogna, ma quanto costa quella tela bianca? Quella è una tela importante, è un quadro di valore, è un baldino, mi fa. Siamo sui 200. 200, vabbè. Dite, tirar fuori 200 euro, e lui mi fa, ma cosa fa? Ah, mi scusi, devo fare un banco, ma... no. Per una cifra così importante direi che sarebbe meglio fare un contratto. Un contratto per 200 euro? No, sì, non ho mai parlato di 200 euro io. Qui il suo prezzo veramente è 200.000 euro. E lì mi è mangiato il flare. Dopo mi è mangiato da peraule e dopo mi sono mangiato di fuarcis. E te, va bene, mi scusi signor Specogna, ma ci devo pensare. Ma come che mi giri di Ars Filippa e mi fai, non potevi farmi un regalo più bello? Porca puttana. Allora sei tornato di Specogna e dite, signor Specogna, qua la mano, affare fatto. Io alzati voi al cinema, ma ce l'ho fatto. E così, e lei parta qui, dal mignoso appartamento, il nostro nido d'amore. Come che io adesso le dubbia arredare. E avevi pensato di picchiare questo quadro blanco su che parete lì? Blanche. Blanc su blanc. Che cosa la fa io? Ma Filippa dite che lì adesso questo, e se lo dici il quadro, l'appartamento. E se ne fa un mutuo per pagare l'appartamento. Uè! Gli hai invitato i miei due amici a io del quadri. Gli hai detto che hai le sorprese. A ristorante di club. Gli hai sconosciuto di sé. Mo l'ha detto e vieni via di corse. Di sicuro sotto andrà a combinare una delle sose. Detto? Non lo conosco? Sicuro che lo conosco. È una vita che si conosce. Ah, sì, dici allora qui che tu sei. Beh, io sono un architetto. Ah, sì, un bravo, grazie. No, c'è calvadetta, bisogna dirlo. Sì, vabbè. Vecchio stampo. Come vecchio stampo? No, dal senso che... No, dal senso che io mi occupi di ristrutturazione. Ah, sì, dici. Io hai un studio in centro, in società con l'uomo e femmine. Paola. Sì, una redattrice di interni. Bravissime. Sì, è brava, però ultimamente mi fa srabiare. Dici di lui. Ah, io e lui si conosciamo di qualche in frus. Sì, lui al compre vecchio immobili. Dopo mi clama me per la ristrutturazione. E Paola a pense all'arredamento. Ma scusa, ma tu ti presentavi tu? No, lo facevi per spiegare loro il tuo personaggio, no? Capito, ma... No, perché sennò loro non... Vai avanti. E hai finito? Allora tocchi a me. Io... Lui è un venditore. Venditore. C'è sei. Dai. Un rappresentante. Ma dai, sminuì così. Sminuì, c'è sei. Io sono un grosso agente che lavora per une altrettante grosse agenzie, aziende, che si interessano di articoli per uffici. Che la lei? Anzi, scusate, già che sì. Ma coventi? Per sé. Il biglietto di visita. Sì, perché qualcuno chi vede un negozio? Scusate. No, dai, trattiamo anche articoli per belle arti.
infatti. Ecco, come chi vei seduto alle un svel di lenghe. Sì, a disin. A disin che le simpatico. A disin anche che... A disin che le svelta anche con i femminis. Scusi, c'è senso? No, beh, boh, come sta conturna che ha 30 anni manco di lui. E beh, siete invidiosi. Ma per l'amor di Dio, mi chiaresti dove che? Ah, io che quando un uomo arriva alla tua età, beh, sì. sì. Certi uomini sa fare in nome che ben. T'attenti che non ti viene un colpo. Dai, ma io che non bisogna fare in ben lì, a fare in ben lì. Sì, va. Come vendi la io di chi sto nuovo appartamento? Sì, allora dite che l'ha comprato. Ma un appartamento nuovo? Ma la dà l'idea. Ma quali idee? Tu sai, lui ha un uomo pieno di sorprese. Cioè, una sorpresa. Ma... Come che ti dicevi? Ha un uomo pieno di sorprese. Ma c'è modlese vies tu. Allora, ci pensate? Beh, sì, non è male. Non è male. Le chiamo tutti sistemati, però... Tu, Ikea. E anche modo di vai mobili, dai. E di sorpresa che tu ti sei trasferito? Oh, sarà un mese. Un mese. Ci aspettavi tu a Dio. Beh, hai avuto un po' di casini ultimamente. Problema? Sì, ma è sistemato. Ah, sì? Sì. Un mese che tu ti sei trasferito? E tu vivi così, accampato. Beh, lasciate un po' di tempo. È pensato a un arredamento un po' particolare. Tipo? Sì, anche vedi un design d'autore. Un segno che dà all'appartamento una personalità ben definita. Cioè? Ma mi sto rifacendo con sé ultimamente. E di cui? Non di lui. Ecco, scusami, sì, avevi detto, ma mi so... Anche Paola, dici che mi scusi. Sarai. Farei un pensiero, dai, così, un regalotto. Sì, hai conosciuto delle persone che mi sta dando dei consigli, una persone artistiche. Accoglienza. Beh, è una femmina che sto frequentando. Ma certo, che storia. Beh, sì, ecco. Oh, beh, non fa splasè, che tu non sapete sempre da chi a dirlo. Ah sì, aveva detto le sorprese. Pensavi l'appartamento nuovo? E invece tu capito quella che è la sorpresa, E invece non è che chi la sorpresa. No? Non si sente quasi lui, Dice, è tutto un casino. Il vestito. No, che lo hai già. Io chiaia sono io. Io che sì. E il foulard? Ti piace, Ma un po' scuro. Lo sai, ma mi dà un po' di slancio. Sì, vabbè. Tu ti sei stato di Blanca e Chiavelli. No, comunque, tu stati blanca al salone, tu sta bene per cercare da luce. Ma c'è Blanchi, lei ti va già così pitturata, Sì, dai. comunque le biele ponte di Blanca. Ma attenzione, chiarai bene. Non si sente né quarti di noi. Saresti lì la sorpresa. Beh, una biele sorpresa. Ci saresti che robe lì? No, se vorresti dici che robe. Perché c'è robe? Beh, un quadro. Un quadro. Beh sì, è un quadro. Io lo hai letto come quadri, ecco. Certo, letto. Bravo! Biele idea! Bravo, l'ha pensata in quadri. Chi ha le dubbi di sistemare, l'appartamento di arredare? E il quadro di pitturato. Ma forse messo che ande lì un po' ironiche. Ironiche. Beh, lui un po'. No, tu scominciato tu. Sì, però tu sei stato in davanti. Io sapevo che non avevi declamato i due insieme. I sapevo, avevi declamato su una volta. No, chiaro che se tu mi clamavi anche di Besoli per la vestita di stesso, ci saresti che robe lì. Boh, va bene, lasci sta. Dici che pensai e che sei finito lì. Ma ciò tu che pensi? Perché tu fai così? Ciao, fa. Così. Ha fatto così? Sì, tu hai fatto così. Non mi sono in quadro. Però tu hai fatto così. Sarà stato un gesto involontario. Volontario. Volontari perché? I saleri volontari non sai perché, forse una schiaria di tensione. Tensione. Sì, un disagio. Disagio. Sì, una specie di imbarazzo. Imbarazzo. E c'è che ti imbarazzo. Ma tu pure ne dici che tu pensi? Io? Beh, tu vorresti di cognosi. Ah, sì.
nessuno ti conosce meglio di lui. Sì, però tu non tu c'entri. No, e volevi dirti che nessuno ti conosce meglio di lui. Sì, ma non stai intromettiti. No, io volevo come dire che una volta lui mi ha detto che nessuno ti conosce meglio di lui. Tu non stai impacciando. Ma porca puttana. Ho mai avuto pure io a dire chi pensi? No. Oh, E allora? sì. Di? E ciao Didi. C'è pensi? Il fatto è che non pensi noi. C'è mondo. Davanti a noi non pensi noi. Ma passando di essere così indisponente. Indisponente, È guarda. un po' indisponente. Sì. E tu ci pensi? Al dito qui. A me? Sì. Dico a me? Beh. Ma non avevi domandato a lui? E come ti ho domandato a te? Da qua? Sì. Dalle quadre? Lui è, passa. È un quadro di... Un quadrato. No, io e tu, alle rettangolari. Non sta confondendo, non sta confondendo. Alle blanc. Blanca, vabbè che le blanche, sai che le blanche. E dopo? Guarda, Ma blanc. passando di essere così è così. Così. Beh sì, tu sei Sevasi. Io sei così. A salare la tensione. Attenzione. Io e tu, dentro robe qui. E voi la di Trentin, Tu vai su di Trentino. Sì, io dice che c'è roba. Lui mi ha detto che soffrisce di una tensioni intrinseche. E ci sarebbe. Ah, non lo sai? Non hai neanche domandato. Ma lui mi ha detto che non è un problema. Vabbè, capisco. Boh, finisci. Dimmi se che tu pensi e che stai finita. Da qua? Da qua. Beh, dici che è un blanc che si lascia immaginare, ecco. Sì, volessi dire evocativo. Lei è un maestro per rinchinarsi su quei piedi. Evocativo. Sì, poi io su due pesi non devi a spiegarmi perché non sono un esperto, capisci? Però, Ma fai venendo sul serio? dice, Da qua. sì, ti può dire, sì, ho che sotto è la man. Signor Daman. Sì, Ma quale mano? la man dall'artista. Ma c'è io di tu c'è. So. Lei è il nuie, il buoita salute. Ma, sì, scusa, io non sai perché tu che tu sai tiene bene artista. Tassi queste reazioni così. Nichiliste. Nichilista. Nichilista. Sì, che lo sai che vuol dire, ma ti sta bene. Boh, vabbè, allora. Disin Calle Blanco. Vabbè, alle blanche. Si occa alle blanche. E dopo non arrivi a... Ma chiai lo bene. Ma lo è chialato, dai. Ah, l'ha ragione lui, che si chiama bene. Ma se tu lo chiami svento, io dico che sotto. È la man. Ma quale man? La man dall'artista. Ma c'è artista, c'è ma anche lì un mandi blanco, punto. Ma scusa, ti rendi conto che tu sei offensivo? Offensivo. Oh, vabbè, allora, senza arrabbiarsi, Ma sa lei che modi fa? Ecco, io Ciao, non t'ho capito. Non è intimo di fa, alle fatto Blanco. Le fa blanco. alle fatto blanco. Oh, vabbè, il vino appurato che le fa blanco. E qui lo varesi è fatto. Ecco, che chi alle un bandino. Cui? Bandino. Un baldino. Ma te l'aspettavi, E qui è il Baltino. Ma tu conosci Sbaldino? No, perché tu lo conosci. È famosa, Baldino. Come che tu me lo dici? Ma sì, io che è un blanco di Baldino. Cioè, il Baldino è famoso, Cioè, il blanco di Baldino è un blanco inconfondibile. Nessuno fa un blanco come Baldini, alle Heinz che è sul mercato, il bianco Baldini. No Baldini, Baldini. Baldini, sì, scusa, Baldini. Sarà 50 Heinz che è sul mercato. Eine femmine. E a 30 anni. La FIE. La FIE di Baldini. La FIE di Baldini il vecchio. Ma c'è stato così, dai. No,
No, lasciami dire, e se io benissimo, se io tutte le scuole dal pari e il tratto femminile. Tratto femminile? Sì. Dov'è? Tali sfumature. Bravo! Notate la sfumatura d'avorio sullo sfondo di zinco? È una base ad alta luminosità ma senza tinta. Ma cazzo fa bene? E per questo viene detto anche acromatico. Ma qua c'è le blanche. Si fa presto a dire bianco. Ci sono moltissime tonalità e possono variare a seconda della cultura e delle convenzioni. Scusa, ma c'è molto fedele. Parlo! Fedele in italiano? E perché? Perché siamo davanti a un'opera d'arte! Un'opera d'arte! E l'opera d'arte si tratta con un linguaggio adeguato, consono. Alla dite consono. Alla dite consono. Ecco, non riesco a capire. Allora, se chiarai bene, che chi, ma chiarai bene, non è propite blanco. Allora? No, che chi ha un blanco, dici così, off-white. Off c'è? White. Cazzo ridi? Mi fa ridi off-white. Allora, sì. Se tu chiami bene, sono varie tonalità, no? Ecco, che lì ha un blanco che ha la base blanca, tieni bene, la base blanca, con unerie blanche di straviers. La rie. Anche la rie. La rie? La rie di straviers. Sì. Scusa? La rie. Sì. C'è colorese? Blanco. Di straviers. Di straviers. E noi non la io. E hai buono un po' di più. Ah, sì, è troppi. Vieni farsi il voli, ecco. Ah, ecco, sì, il voli. E c'è molti ciclanie? Che pur dite Baldini? No, l'autore. C'è molti ciclanie e la Tognove Murose? Ah, la mia nuova compagna? Sì. Filippa. Ah, bel nome. Bel nome. E sei giovane? Beh, giovane, disinca è giovanile, ecco. Sì, giovanile, ma troppo sai. Beh, dipende dai punti di vista. No, scusa, l'anagrafe non è un punto di vista. Ponte si ha 50 anni. 50? Sì, 50. Allora non è gnove. Sì, è di seconde mani. Che modo di seconde mani? Sì, dipende dai punti di vista, Sì, ma c'è fasi e chi ste... Filippa. Lei fa l'organizzatrice di eventi, è una che si intende d'arte. Magari è stata lei che ti ha consigliato. Bravo, è lei che mi ha consigliato questa opera d'arte. E dai, con l'opera d'arte. Sì, ma se Filippa, scusa, ha detto che è un'opera d'arte. Allora vorrà dire che siamo davanti a un'opera d'arte. Alle note che tu fai stanti stupidi, sai? E anche tu. C'è dove? Ieri mi ha detto questa è un'opera che devi assolutamente acquistare. Ah, ma c'è, tu la scomprate? Vuoi che mi regali un baldino, dai? No, Tropplato paiate. Paiade, non è un discorso di paiade, chi è un investimento. D'accordo, un investimento, ma troppato spinduto per questo investimento. Non sai, perché tu la subito sul venale, così, mi meravigli di te, che tu sai che le vene artistiche. Dai, quella è una bene varicosa. Non è che il discorso dal tocca al costo, è come se io come l'asno, sai, agli Uffizi, a Firenze, e davanti alla Gioconda e dice, ci saresti che no? Tanto la Gioconda non è agli Uffizi. Non è agli Uffizi, no, la Gioconda è al Louvre. Louvre, Uffizi, le compagne. Sì, come la chiappata la spostare dagli Uffizi dal Louvre. Oh, dai, troppato spinduto. Ogni dito troppa coste, così, vabbè, ecco, 200. Lui l'ha beccata a sé. Ma fa così. Quadri così blanco, un emman così, sì. Ma se investimento saresti un investimento di 200 euro. Troppato di? 200 euro. Tu ti hai fatto così? E io secondo te, i compri un baldino con 200 euro. No? Cioè voi al mercatone dici, vedi un baldino per 200 euro. Guarda che al mercatone non ti
chiami Sibaldini. Però io conosco uno che lavora lì che si chiama Dio Conte. Non sono 200. E allora il cross? È un'opera importante. No, aspetta, calma, perché qui di robe si fa in serio. 2000, non tu varràs mica spinto 20.000 euro. Ma 20.000 euro. 20.000 euro? Porca puttana. Di cui? No, dai. No, non può scrollare. C'è avuto. Che tu hai spinto 200.000 euro. 200.000. Dai, tu non stai smenando al culo. È un'opera d'arte, eh? Ma no, non sta scherzando. Questa è la nuova tendenza dell'arte contemporanea. Tu hai spinto 200.000 euro per una merda blanca! Sta calmo, non mi permetto di dire che chi ne mi è. No, stai calmo, erano le battute. No, non erano le battute. Erano le battute. No. Tu lo stai facendo. Ma porca puttana. No, il fatto è che non può scrodi, che tu vedi spinto 200.000 euro per un quadriblanco. Che tu un po' di scrodi che non ha parte di ma io vorrei svolgere capisci che tu intenti sparire. Niente incontrato c'è. Vabbè, forse hai esagerato. Però a me mi sa che 200.000 euro sarebbe una cifra fuori dai semenati. Ma qua c'è, perché tu non sei al giro, non tu ti intendi. Un come Specoglio, per esempio, a me lo compra per 220. Cui? Specoglio. E qui è se Specoglio? Non tu conosci Specoglio? Se tu lo conosci? Vabbè. Conosci Specoglio? No. Però l'hai sentito nominare. Sono troppo Specogna. La nuova galleria Specogna, l'hanno appena aperta in centro, comunque, dai. E la nuova galleria Specogna ti lo ricompre per 220. Ma non la galleria Specogna in persona. Perché non si lo vuole comprare lui direttamente? Perché in galleria è comandante ai privati, è così che gira il martiale. Sì. Sei tu sicuro? Sicurissimo. E qui ti l'hai? La mia nuova compagna, Filippo. Fammi capire. Allora, la galleria Specogna ti vende un quadriblanc per 200.000 euro. E Specogna in persona ricompra il stesso quadriblanc per 220. E dai che non blanc. Non è blanc, è off-white. Off-white. No, io in tullarie orizzontale. Orizzontale, chi stai la linea orizzontale. Scusa, Podio. No, perché di qua non arrivi io. Chiaro. Podio. Dai, tranquillo. Poi Si avvicinare. doglie la linea orizzontale. Subito quelli vanno. C'è un quadriblanc. Ma dovevo di trasformarlo in un fontana. Ma c'è detto, c'è Fontana le che calfacitai. Fontana le che calfacitai? Sì, calfacitai di blanco. Dai, non sta sbagliato se non lo sa. Scusa, però io non è via Iodile, no? Lo stato chialato. Attaccanti persone. No, basti chialato. Li toglie dalla firma. Ecco la firma. Firme. E dov'è la firma? La sotto. E di che colore è? Blanco. Ma metto le firme in blanco. Sì, è tipo un assegno. La io. Di che colore? Blanche. E noi non la io. Sta attento. Sì. Concentri. Sì. Iris blanchis sul sfondo blanco. Sì. Azioni in passi che sono un po' blanchi, un po' manco blanchi. Insomma, per fare corte, Sì. a lei il blanc e il manco blanco. Ah, tu capisci? Sì, però io non la io. No. Aspetta un momento. Hai capito? È chiaro? Ci ho reso. Snow. Ecco. Agli snow di sera, tutto un po' di sio dell'iris. All'isno. No? Ecco perché non la io dentro.
E voi la luce giusta. La luce giusta. C'è luce vino, Piccolo. La luce dalla stanza. Ecco, la luce della stanza non va bene. Non va bene. E voi la luce del sorelli, che entra di tai dal balcone. Ah, tu capi, la luce giusta che è dal sole. La luce giusta di un vier, la luce giusta è alle 4 dopo di misdì. Tu vieni. Un vier, ed estate è alle 7 dopo di misdì. Ah, tu capi, perché non la si... forte, certo. Scusa, fammi capire le robe. E in primavera qual è la luce giusta? Beh, in primavera la luce giusta è alle 5. Allora sì. Sì. Allora fammi un piacere. Sì. La prossima volta chiaminos a 5 e non a notte sera. Io lo sai, se preoccuparmi o mettimi a liti. Ma le pozze ridi. Lui che fa un investimento su un'opera d'arte, dice a me è strano. Sì, si è sempre buttato in avventure rischiose, ma sempre dal campo dall'edilizia. Boh, non capisco. È un po' strano, eh? Strani? Ma tu tutti atteggiamenti, Ah sì, il fratello italiano. qui poi si era. Allora lì, Li ridi. che sei la sua nuova, che di seconda mano compagna, che fa schifo e fiero. Mi sa me un po' più di un effetto. L'ha perduto il chiaro. Ma non sta credi, sa tu. Quando un uomo arriva alla tua età, la mia di femmine sapete fare un strano effiezza. E allora tu per ci hai dato guarda. C'è guarda? E tu vas a dire che tu io li ridi. No, io gli dite che mi riservi di odili sculore giusto. Oh, va bene. Dopo però tu hai detto che tu conosci Spalding. Beh, un baldino una volta l'hai conosciuto. Ah sì? Sì, sì. È venuto a casa me. Ma già fatto. Mi ha dato di blanco tutta la chiave. Un sblanchin che fa il pittore. Uno di qualche banda alla pur di cominciare. E poi che chi è una femmina? È a 30 anni. Chi pur dite? Sofia? Ma non sta insisti, dai. E dopo tu hai detto che tu conosci Speccogna. No, e dite che lei si inturno me dai, anche non fai, cioè, fa brutte figure. Brutta figura. Lei che bisogna metterlo davanti alla realtà, no? Sì, ma c'è podino fa. C'è Podino fa. Podino fa che Anche perché ormai il danno il danno le fa. Sì, e non è il primo e non è neanche l'ultimo. Come in che volte che è arrivato sulla praia della pipa. Oh, che miseria. No, ma non era la praia della Pipe. Ah, no? No, era la spiaggia della Pipe. Sì, ma è la stessa roba. Ah sì? In brasiliano. In Brasile, sì. Sì, che era il campionato al mondo al 2010. Ma c'è il 2010, dal 2000 tutto altro. Tuardi, Un sì. giro di bestie a fare. Sì. Investimento. È lì che la conosciuto Tabacchi. No, non era il tabacchi. Ah, no? No, era un di Jesolo. Sì, Tabacchi. No, ci si chiamava che lì. Tabacchi. No, un che dopo le diventato suo amico. Sì. Tabacchi. Tabacchi, sì, è la mezz'ora che tu lo dici. Di Jesolo però. Di Jesolo. Sì. È lì che la... Sì, è lì che avevano coinvolto i brasiliani dalla costruzione della grande stanza. No, non era una grande stanza, era un villaggio turistico sulla Sì, spiaggia. ma è che sempre che è la grande stanza, il villaggio turistico, sì. che mandavano le fotografie. No, non mandavano le fotografie, arrivavano le la stessa fotografie roba, dai. dal Brasile Sì. a Tabacchi di Jesolo Sì. e lui glieli portava a Iodi, no? Dal villaggio che lava su. Sì, i quarti, i barconi. No, prima erano i palesi. Ma d'accordo Sì, che sì, eri lì palesi, sì. ma quando siamo arrivati là non ha chiamato a noi. No, anche a le facciate, in cartongesso, dal villaggio. Allora il set di un film. No, non era un film. No, era una telenovela. Ah, sì, giusto. Sì. Il villaggio. Vedo mai io tu, volte queste telenovela in Italia. Ma nessuno l'ha mai avuto, Sì, secondo me facendo bene a chiamare il villaggio fantasma. Oh, per fortuna che si sono qua in team, che hanno spinto anche bene. Sì. Però queste volte sono 200.000 euro. Ecco, appunto. E allora bisogna metterlo davanti ai fast dal fatto compiuto. E c'è podino fare. Primo, non si odi le risi. Beh, lo so. Secondo, non si conosce la Baldini. Terzo, non si sa qui che le Speccogna. Sentito dire. Ecco. E dopo ci riconvinci, lo vendi subito il quadro.
Al mancolo guadagni 20.000 euro. Bravo, come che un bidon al posto diventa un affare. Non capisco perché calad insisti. Dove sono chi sti ris? Ti ha gli sfumatori, ma non hai noi. Ti ha l'hai di degradare dei toni. Alle tut blanc. Sfuarciti! Alle blanc! E noi? Ma non capisci? Per me non è blanc. E se dici per me non vuol dire il nome per me. Tutti un po' di io che non è blanc, bisogna sfuarciarsi. La base ai blanchi, con le sere sfumature di grigio. Grigio. E anche un di rosso. Rosso. Rosso mabile. Smabile, sì. Beh sì, in FS, In fieste. vuoi di uno? Lui ha sulla strada giusta. Lui ha gli occhi colori. Sì, lui è sulla strada giuste e io sono sulla strada blanche. No, tutti gli occhi blanchi, perché tu ti sei sfissato con blanco. Sì. Vuoi di buonore, gli dicevi, sei passato lì di un bel cliente, alla mia cartoleria. E gli hai pensato a te. A me? Sì. Perché? Sentarsi. Tu ti impegni a fare fotocopie. E allora? 500 fotocopie. 500 fotocopie. Di un poster. Porco. Sì. Di un tipo, un giapponese. Calpiture rosi blanchi su sfondo bianco. Bellissimo. Allora hai pensato a te. A me? Sì. Al bianco baldino. Sì, ma il baldino non è blanco. Sì, d'accordo, ma ce li rosi. Sono rose, gialli, blu. Però lui li fa blanchi su sfondo bianco. Bello. Con gli sfumatori. Tali rosi? Sì. Gli sfumatori? Sì. Ma chi non sono rosi? Chi non sono sfumatori? Chi non sono colori? Beh, io. E c'è io. Oltre al blanco. E oltre il blanco! Ma procediamo di piastrare l'immaginazione! Tu lasciati là! Lasciami là! Abbandoniti! Mi abbandono! Io tu già! Io tu il rosso! A squarciare il velo dei bianchi? Sì! Se mi lasci là io! Ma sei tu fuori! Oh, dammi calmare, Come se venissi in fondo dalla fumata! Esattamente! Oh, signore! Se mi lasci là proprio te, io ti inverto. Sei un verbo. Il verbo, cioè. No, il ver non è. Non è? Non è vero? No. Ah, non è vero? No. Eppure mi pareva di bello io tu. Sì, ma tu non sto lasciati la tante. No, tu hai ragione. Ah, non è vero, le cacchi. Una ponte di cacchi. E dove hai tu i cacchi? Quelli lì. È vero. Hai anche le ponte di cacchi. E te la fumata. Questa ragione, mi hai lasciato là un po' fumasse. Il verde non è. E magari che i color sli ti emozioni. Beh sì, mi emozioni, sì. Ma c'è un po' di tu. Davanti a me, dici una roba del genere. Davanti a te c'è. Che colore lì mi emozioni. Chi non c'entra i colori, dai, il discorso è un altro. Ma scusa, se che colore lì vuoi emozioni, saranno solo diritti, no? No. Perché no? Perché di no? Se voi tu dici che non hai diritti? No! E perché non dovresti di miei diritti? Perché chi di colori non deve, e siccome che non deve non può dire emozionale. Beh, tu pensa per te. C'è delusione, può capire lui che... Ma tu? Io? Ma tu che cosa dici? Se tu non capisci l'arte contemporanea, se tu capisci che i quadri blanchi, tu non ti puoi venire qui a detta legge. Sai qual è il tuo problema? È che tu vivi dalla tua epoca. No, fammi capire. Se vuoi dire che io non vivo la mia epoca. Vuol dire che un che vive dalla sua epoca non è altro che un mondo vive dalla sua epoca. Sì. Spiegami c'è che uno al passato vive da un'epoca differente dalla sua. Perché se un uomo al vive dalla sua epoca, all'apprezza e all'accetta anche l'arte della sua epoca. E che lì sarà sarto? Beh, 200.000 euro. Ma c'è gente? Qualche uno gli ha dato un valore. Cui?
il merchiato. Ma qui è il mercato? Chi scassa, specogna. Specogna, sì. Ma non tu puoi ridursi tutto comunque a una questione di mercato. Guarda che nel merchiato calmano davanti il mondo. Bravo, la dite giuste. E tu, sì, capisci che robiski. Ad esempio, c'è il Fasi e il merchiato. C'è il Fasi. sì, Ad esempio, lui. Fino a 4D al deve 200.000 euro. E come noi a poi? Alla il merchiato. Ma tu non ci bande scappa. No, i facevi per spiegare, perché se non capisci. Tutto sei un vigliacco. Io e tu allora? Questa maniera di comportarsi? Io gli dissi di Robis come castano. Ma come si fa? È un'insensibilità nei confronti di un amico. Tutto fa bene di sensibilità. Ma scusa, non ci mai fatto tarpali ali, sa che acchiappano iniziative. Vabbè, allora disin che alla fa bene a comprare i quadri, disin che lì sia di gliris, che sia di gli sfumatori, che sia di gli colors, così lo fai con te. Io voglio dire. va. Io la posta qui a palufà per un quadro. Lo sto via. Lo sto so di essere. No, tu ti fatti pure. Io di fammi Sì, tu ti fatti odi, di un bravo. Porca miseria. C'è tu un calmante. La valeriane. Ma c'è la valeriane noi fa lui, e poi l'Ignazia che lì. C'è l'Ignazia. L'Ignazia è un calmante, ma le più potente la valeriane. A dove dire? Sì, hai tal frigo. Io vi sarò al frigo, esatto, non si inghiaccia. Scusami anche tu se ti hai... No, Ale che... Sì, perdonami se hai dite dalle Robis che non volevi dire. Però certi volte bisogna dirsi anche le Robis che non si voglia di dire. Sono ridotte davanti a un amico. A proposito, e hai feverato di nu con Trentino? Già t'ho fatto? Tu hai svelato di noi con Trentino? Sì, disdutti o Trentino? Anche di noi? Sì. Ma io ti proibissi di fare di me con Trentino. No, tu non mi proibisci, sono bien lui, tu capisci? E perciò tu hai svelato di noi con Trentino? Ma se lui mi ha detto di sfogarmi, di tirare fuori, di Robis, i stati d'animo, i sentimenti, si affiesi, mi rivelata agli amicissimi. E tu hai svelato di noi? Invece amici audio. E ce ti hai, dite? Dagli Robis a vonde divertentis. È un come lui al di sai che Robis divertente. No, di solito no. Però queste volte l'ha fatto. E l'ha anche attaccata a Movisi su EU. Che tu sai, lui sta sempre fermo, che la frega. Ma e ce ti hai, dite? Ma c'è ti freia, dice Galatita. Ce ti hai? Ma c'è ti freia. No, mi frega! Ce ti hai? Può tu sapere? Sì. Ma c'è ti lo sai, tu anche scritto. Sì, perché a noi ne robe facili. Oddio lei. Se io sono io perché sono io, e se tu sei tu perché sei tu, allora io sono io e tu sei tu. Se invece io sono io perché tu sei tu, o tu sei tu perché io sono io, allora io non sono io e tu non sei tu. Ma tu capito come faccio che mi non so iscritto? Troppo bacio? 150 euro a sedute, 150. 2 volte la settimana, In contamis. all'inmertiato. Ricevute? Quando passa la segretaria, E quando passi è la segretaria? ogni tanto Ogni tanto. dirà, Viene la massima, tutto dammi.
Sì, ti fa 500 fotocopie. Dovete? No, perché mi piacerebbe mettere sul me biglietto di visite, perché la mia nuova compagna mi ha detto che bisogna dare un tocco di classe alla mia attività. Ma scusi, ma non vendi tutti gli asis? Appunto. Ma tu scrivi con i cazzati di Trentin sul tuo biglietto di visita. Ehi, intanto sono cazzati. Pensi, se io sono io e sono le duzze, tu non sei tu. Se uno non ride... Io dopo qua. Io vacchiai tu se uno là di là spendi 150 euro se seduto per sentirsi contacche dall'orso. E che l'altro io spendo 200.000 euro per fare un quadri blanco, spacciato come opere d'arte. Chiaro che robis lì li facevi in gialli avanguardi 100 anni fa. Qui? I suprematisti in Russia. Qui sono. Malevich. Qui è. Ecco, non conosco Malevich andava a spendere 200.000 euro per un quadri blanco. Ma se uno non rivede, Chiaro, io non ho nessuna voglia di fevelare più che il quadro qui. Esatto, ecco. Perché all'inizio il fevelare comunque non capisci. ecco, io non capisco. Chiaro, mi dispiace. Allora pettiamo, non distate. Lo sta dicendo, lo sta Bonde, dicendo. bonde, no? Ci sarà. Di troppo non linea io di una partita. E hai 3 biglietti per la io di l'Udinese. Anche se non va tan bene. Distinti. Distinti, sì. Tribune. Ma quale tribuna? Dai, Il box. Il box. C'è il box. il box docce. Il box è un appartamento. All'ultimo plan da stadio, cioè poi di un attaccato che l'altro. Un appartamento su stadio. Sì, Ah, sì. dove? Sì, là che le aziende si affittano, no? Di aziende. Sì, così per rappresentanze, per fare le figure con i clienti, capisci? Ah, e la partita è... Aspetta, tu con che biglietti che io? Tu entri dalla zona VIP, Sì. sì? VIP. Sì. Urco. Ti arrivano le hostess, biele giovane che ti accompagna, ti parte l'ascensore, ti parte su fino all'ultimo piano. Dopo lì ti mole a un'altra hostess. E se ti fai? Cui? La hostess. A ti parte l'appartamento, Ah. se vuoi che ti faccio. A ti faccio io l'appartamento, Ah, boh. la cucina, tavole plene di ogni ben di Dio, no? Dopo i servizi, le poltrone, la terrazza sul stadio. E la partita? Aspetta, a ti arriva il cameriere, prime robe champagne. Tu cerchi sangue, tu ti odisi il printino, fra il primo e il secondo tu ceni, secondino, e dopo caffè, sgnappe, amare. Nessuno ti manda via, Tu resti lì, troppo chi ti svoglia. Ma che ti hai dato che Tu biglietti? non stai preoccupato. E quant'è la partita? Domani sera, a noi. A 9. Oh, fantastico. Domani sera chi 2 più 3 assieme si va via tutti insieme, Io non vedo. Ma dai, Sì, gli venga io di la partita. ah ecco, Ma non c'è. ma. Ignazia. È l'Ignazia che è di Chioli. Non la Valeriana. Non mi ha fatto nulla la Valeriana. Come chi non avesse avuto casini si infame. Perciò di là impacciami dai a farsi che gli altri. Se lui vuol farsi fregare dall'arte contemporanea, saranno affari, no? No, perché io il dovere di dirsi di robis come castagno. E a me mi dà fastidio che l'arte venga confonduta con l'arredamento, pies, con la moda. E non arrivi a sopportare, a livello fisico, che un me a mia spendi 200.000 euro per un quadri blanco. Boh, forse non avevi di aggredirlo in che maniera, no? Forse sei stato massa impulsivo. Per esempio di favelai con pui dolcesse. Ecco, dico mo in davanti, e ti sarai tutto con pui dolcesse. Sa tu, hai ripensato? Sì, vuoi dire al... Vieni qui in macchina, e hai ripensato al... E mi sai dire, se lui al comprare un quadri blanco
spendendo 200.000 euro, facendo un'azione che per me non ha nessun senso. No, per me. Magari il so è un gesto poetico, no? Magari da ora e dalla poesia. Poesie? Sì, perché... Ma è stato parlando sul serio? Sì, perché quando uno dà un giudizio, non vorrei di essere così categorico. No. Io sono stato massa impulsivo. Massa. Ma io non sono così. Non sono mai stato così. E invece queste volte non hai avuto buon senso. Io mi sto dicendo di me un po' più di buon senso, perché uno ha un po' di buon senso. Lei Seneca. Seneca. L'arte di essere felici. Ecco, io dico, qualche un tal mies del discorso mi interrompe e mi dice, lei Seneca a me mi soldi miei. Perché è assurdo. No, è terapeutico. Terapeuta. Sì, perché se uno mi dice che non ha buon senso, io gli dico, lei Seneca è attualissimo. No, ti prego, Non è mai troppo tardi per cercare la felicità nell'anima. No, io non posso credere, ma tu non sei così. Cioè, no. Tu non ti sei mai favelato in che maniera lì, con che atteggiamento, con che aria di sufficienza. Perché tu mi hai sempre tirato dalla banda sbagliata. Che fa? C'ho un po' di cazzo. Per calmarmi. Ma se ti ho dato all'omeopatia, come? Mi hai detto tu di chioile. No, io ho detto di chioila valeriana. Non mi fa snuia la valeriana. Oh, allora va a fare seduto là di Trentino. Ma c'è fatto? Mi merito qualcuno. Non si può neanche scherzare come dai un po' il senso dall'umorismo, dai, le volte si rideve. Si scherzava come se sempre rabbioso, incazzato, non ha il senso dell'ironia. E guardate che con che l'altro su quel punto chi è? E anche lui l'ha confermato, non tu hai più il senso dell'ironia. A proposito, la cazzo è andata a finire. Sono gli siete miei. Perdi la partita, arrivi là che non ti avvinghi agli parcheggi. Calmati, rilassati, chiappile con filosofia. Per piacere, lasciami perdi che voi non è tornato. Dove vado? E voi a chioi ne birre. Ecco, mi eri ripromettuti, favelai con poi dolcezza, invece mi sei fatti a pada all'impulsività. Ma è chiaro, no? Che se lui mi viene fuori con Seneca tal mies dal discorso, è chiaro che io gli sbotti. Questo non lo aveva mai fatto, Una pire sole. Vuol dire che sta saltando il valore fondante della nostra amicizia. E che è una roba grave. E hai seriamente di preoccuparmi. Ma sino così disperati. Perché? Non tu bevi sto spiris? Sì, in bevido. Ma una me l'ha bevuta che l'altra. Comunque, scusami, hai il frigo wait, non posso. Wait. Beh, hai un limone e una sciatola di acciughe svierte. Ma tu vuoi vedere acciughe? No, grazie. Peccato, sono acciughe del Cantabrico, me l'ha fatta scoprire Filippa. A proposito, queste Filippa, per cenolato che mi ho presentato, c'è tipo poesia, c'è pensie, c'è vite menie. C'è un interrogatorio. No. Allora c'è avuto. Va bene, se tu la metti su questo plano ti domandi poi noi. Ma scusa, non ti ho già No, non sai se mi sei spiegato, noi vodi sapere poi noi. Boh, se la metti su questo piano con questo tono, Tono, io non ti femeli poi. ma ti senti, tu c'è qualche tu femeli. Io Ma io non c'è. tu si fatti curare. E tu ti chialati dal spiedi. Perché? Ma sai che tu mi sei mai su un dindi che vuol fare il favore. Santo che tu mi stai sfracassando i mani! Adesso ti hai sfracassato il cellulare. L'hai tirato contro il muro. Ma sì, allora... Scusate in Italia. No, scusate, adesso provate a clamare. Lui ha avuto un contrattempo, scusate. Oh, non è colpa mia. Che miseria, lei no? Io sono nervoso, che l'hai tirato contro il muro. No, non posso levare così. È una situazione insostenibile, no? No, pariere, No, con ieri, robe, meno male, va. So pari, visto? Cioè, è se colpa me se io sto con tune
che ha il pari che le più giovani di me. E cabrone, e mi ha detto che sono vecchio. Sei finito con vecchio? Ma ti sei tu chiamato? Ti sei tu sentito quando tu fai belli? Vecchio, alla 2 anni, manco di me, venga a dirmi che sono vecchio. Oh, scusate, si è rotto il cellulare. Io sarei arrivato qui assieme, perfetto, dove che lui mi chiama dal negozio, che funzionava di molto il telefono, ma mi dice che aveva bisogno di una sciata di rismi, di A4. Questo! Mi dite, boh, ci sarà, il passaporto riesci a lì e ben via, no? Non lo avessi mai fatto. Io entro in negozio, non è nessuno. Lui neanche non mi saluta. Al bar alla porta, siede, al giro del cartello, aperto. Sì, per dentro, chiuso, per fuori. No? Stacca a dire, oh, vieni la porta, che gli io di la partita. Tu non ti puoi dire io di nessuna partita. Vieni la porta che mi aspetti assieme. Tu ti lasciare in pace le figlie, ma qui lavoro, figlie. Io stavi sul me, e io che attaccato a clamarmi, a cerirmi, a telefonarmi, a invitarmi a bere una roba. Invitarmi a teatro, che io non avevo neanche mai yogurt come Calera è fatto un teatro. Mi sono anche indormiti. Boh, ma allora tu non puoi più spuito al mio negozio, ma cui lo vuole il tuo negozio? Ma lo stato che io ti do una roba a presa di costo. È stato per sé? Pensi che sto in tutto fia? Ha tu capito? Ah, porca. Ma le dette la volta che io mi ha invitato, perché aveva di farmi conoscere i genitori. Gli dite Giulia, io conosco già i miei genitori, che io una volta alla settimana mi basta e mi vanze. Sì, ma io voglio dirgli che tu sei il mio fidanzato. Sì. Giulia, lascia il mondo come calenda. Dai, vieni domani sera a cena a casa nostra. No, Giulia, io hai già cenato, anche per domani sera. È passata la fame? E allora io sono là, maledette la volta. Boh, io a un certo punto si alza di tavola candidamente a fare mamma, papà, lui è il mio fidanzato. Allora, il pari a lei sblanchiato. A lei diventato più blanco dal bianco dal bianco. Più blanco dal tavaiuccio che aveva in mano. La Maria attaccata lì, che sono là e dice, cazzato di lì. No, perché io mi avevo chiamato in simpatia. Io ero simpatico, dove che lui dopo è arrivato a tirare dalla sua banda, hai capito? E sono provato a clamare. Scusai, gli hai rotto il cellulare, l'hai tirato contro il muro dal nervoso, che l'hai lasciato sbatti contro un poster che l'ha rotto il veri. Non che dal poster, il display alle neri, non va, scusai. E dopo? E dopo sei arrivato chi? C'è dopo? Se si muoveva, venga io della partita. Siamo fatto pensare alla partita in che condizioni lì? Che condizioni? So, io e i biglietti per il box, si stiamo insieme. Dai, anche si partì con mondiale, sono già gli svot passati. E arrivi là che la partita è finita. E me capareggi? Capareggi? Sì, le partite di coppe o fuori o dentro. Sapareggi, avrei supplementare, se manco io di che, no? Capisco? Sì. Siale, hai nada ma la sista, dai più voi, dai. Ma dai, la cena si mangia bene, Mi passate che la fanno. Perché? E tu? Io ho un nervoso intorno, un nervoso che mi ha il reflusso gastroesofageo. Si induce un po' nervoso. Ah, a proposito, lei Seneca Ce l'ho detto. è attualissimo. L'arte di essere felici. Scusa, mi merito qualcuno? Io non ho detto attualissimo, io ho detto attualissimo. No, tu dite attualissimo. No, io ho detto attualissimo, No, no attuali. Tu a scandì. No, non è scandito. Ma no. Io dite attualissimo, no, Tu ne attualissimo. titolo has detto. No. Tu a sillabato. No, non hai Tu sillabato. dite attualissimo. Tu a sillabato. Sei appena venuto fuori una baruffa. E ti sei baruffato che guardi? No, saresti il colmo, Non so mai straordinario.
che c'è che l'ha scritto un uomo 2000 anni fa, a sei anche attualissimo. Sale un classico. Alle classiche. Comunque tu dite attualissimo. Io ma ti metto anche tu? No, volevi come dite che tu scandite. Ma che scandì? Cioè tu dite attualissimo. No, io dite, ma tu no, io dite attualissimo. No, attualissimo. Tu si la base. No, tu gliela la silaba. No. Io non hai silaba. Io ho ripetuto che No, perché sta fatto menare il Vabbè, mi pare che chi la partita ormai è in là. Allora può darsi in là a cena, insieme, noi tre, eh? Siete deciso, ho conosciuto un puesto, ma veramente bello, senegalese. Senegalese. Sì, Alene non piccano tutto. e di sicuro non le lami. Sì, ma tu sai che per lui il piccante ha il reflusso gastroesofageo. Castro, sì, un classico. Ma io che piccanza fa spesa tua storia. È terapeutico. E dopo è possibile mangiare in blanco? Da un ristorante senegalese. No, sì. Lì mi tocchi e dati ragione. Ci mi ho fatto a mangiare in blanco a un ristorante pieno di neri. Ma c'è ridi tu, c'è! Ma c'è ti va ansia di ridi a te dopo l'esperienza dall'India! Certo col piccante. No, col piccante non c'entra nulla. Però con l'aghe sì. Troppo non svevino raccomandati, non tocchiare l'aghe di Io fuoco! non hai tocchiato un gom di acqua. Sì, però ti ho ordinato già la prima di una coca col ghiaccio. No, io ho ordinato una cocca senza ghiaccio. Loro ti vanno a partire col ghiaccio e tu invece di tornare in dallo tutti la sei sbevuta. Sì, ma Che il lì alle bastarde, la prima di rovinare la vacanza! Ah sì, in 15 giorni vi vin visitare, senza pagare il biglietto, tutti i cessi da L'odore dell'India! comunque a mia famiglia. sì? I suoi calati 12 kg. Ah sì? Dopo che ti la dici tutte, secondo me tu già tornassi a metti su due. Allora, come un straccio. Sì. Io di tu il bianco Baldini. Sì. Ui blanco. Senza sfumature. Vabbè, capì, nanti a cena. Allora vieni al bowling. Al bowling. Dai! Oh, un hamburger, da birris, così strike e vieni a dormire. Al bowling. No, vieni a dormire a casa. Sì, io come io di tornare a casa, altri che bowling, tennis, partite, io non ho neanche di venire io della partita, perché io ho dei problemi serio con Paola. Ah sì? Ma sì sono coalizzati, no? Cui? Io e mie figlie. Ah. Ma mi hanno detto che sei sorpassato. No. Ui, io sorpassato. No. Sapete se che hanno fatto, no? Sì. Come? Hanno di viaggi un nuovo studio. Su serio? Di solito. Hanno dato un loft e hanno di mettere su un nuovo studio da questo loft. Ma io dite, fantastico. Dalla lì non è che io lì beh, sparpagliare un loft, c'è fasino, un mutuo. No, domanda un prestito a lui. Che come si è laureata, no? È diventata architetta, si è montata il chiaff. Ma mi dite che hai la mentalità del geometra. No. Sì, invece, perché mi pari all'era geometra e mi ha insegnato lui il lavoro, la concretezza, perché Baldini. Ma poi di buttare via il tecnigrafo. No. Il me tecnigrafo. No, Ninine, il tecnigrafo non si toglie, perché è un simbolo, tu capisci? Ma noi dobbiamo riparare i danni che ha fatto la vostra generazione. Ci hai riparato tu? Tu hai riparato. Io ho riparato. Io gli hai ristrutturato, io gli hai conservato la bellezza, no tu, Ninine. Ce lo fai se vieni al buio? Va bene. Serate nasciute mai. Vabbè,
Sabide, prossime, e lì a cena insieme. Mi conosco un posto, si video, un bel ristorante. Dove? Alla Capalonga. La Capalonga. Dai, cena di pesce. Sta trucca costa, dai. Offro io. Chi sono tutti plesi di pesce? Sono preso l'ultimo. Cena di Palatrice, vi ho detto come che là della sera usino. Chi? Cena per 6. I cenini per 6? No. Lì a cene con le nostre rispettive compagne. Scusa, scugni? Sì, conosci Filippo. No, scusa, non sarebbe signor se dassi a cena nome in 3 e lasciassi a casa di femmini così si divertiva un po' di più. Allora, perché? Invece la sommi sarà una bella idea. È l'occasione giusta per conoscere Filippa, no? Anche Paola, voi di conoscere. Perché? Gli dite che è una che si intende di arte. A proposito, Paola, vuoi anche Dio di quadri? Se sei venuta qua? Perché non avevo di Ferelai. Boh, allora, prenotio. Ma sì, bella idea, bravo. Sì, comunque, vabbè, faccia che trasmuove. Devi voi di Dio su una roba, attenzione. Io con cosa, con Filippa, i fedeli battagliani, Battagliano? Sì, se lo capisci. Non è che. Io vi voglio domandare su un piacere. Sì. Podio fevelanti con altri battagliani. Perché? Sì, per eleganze. Eleganze perché? Ma per non fare brutte figure. Perché si favelini in furlani, fanno brutte figure. Non è che per non tagliare fuoco. Sì, appunto, se lo capisci. No, io capisco. E allora c'è discorsese. Io con i miei favelli per italiani e con te i favelli per furlani. Ma se ti costi. Ma lui mi sa mai innaturale che ve la contempla. Dai, non sarà mica un problema di lingue, no? Furlan, italiano, tedesco, inglese. In qualche maniera il rivalina ordena, no? Va bene, dai, favelarin per italiani. Va bene, allora prenoti. Sì. Ah, prenotte, va bene. Comunque gli domandavo su un altro piacere. Un altro? Sì. Lì a cene, Sì. a non si fevele dal quadro. A non si fevele dall'appartamento. A non si fevele di specogna. A non si fevele di nudoi. No, ma scusa. Bombe. Ma allora, dice cazzo vino di fevelare. Alle Blanc. La cena è stata un disastro. Paola è partita con Filippa e io so chi? Con la citrosodina. Sei tu sicuro che mi fai bene che robe qui? Qui pensava che lassi d'accordo. Ma sono partiti, sai? Con la mia macchina. Non mi risponde neanche al telefono. Tutto che mi fasi, che robe qui. Noi scugnilà dal miedi. E di tornare a farmi fare una gastroscopia. Non posso come nervoso. L'uni si vuoi dal miedi. Gastroscopie e colonscopie. Allora? Mal. E tu? Pies. Mangiato masse? Tu hai mangiato anche il me. No, ma non è che sai che robe. Sono stati lì cozzis. Che era una porzione per 6. Nessuno li mangiava. E tu li hai fatti sforduti. Dopo mangi lì cozzis. Sono state une.
Une cozze. L'ultima cozza. Non è giusta. Se tu bloccato. E allora per te lavanda gastrica. No, bloccato, sotto che sei stomi. Niente, non bloccato. Giulia. Scugnivi? Scugnivi famiglia. Non potevi portare a casa, avevi di clamasso pari. Sì, ma anche tu hai sgridato in che maniere lì? Scusa, uno che si mette col cellulare a fare le foto dagli ambas. Dai flash. Non è bene, gli dite Giulia, ti pare? No, non tu hai dite così. Tu hai dite Giulia, allora, la smetti! E tutta la Enzia girata, ci fanno delle figure. E è arrivato il cameriere, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Non far arrabbiare il papi. Era cominciato male, no? Io come al solito sono da Tioile, no? Voi a Tioile, di solito io arrivi lì, pipit, e io vengo. Queste volte, pipit, WhatsApp. Sali. No, porca miseria. Io non hai nessuna voglia di topare. E allora? Io sono lassù. La trappola. Maledetta la volta, tu vadi su come figlia. No, porca puttana. Io come sono venuto su e io a venuto. Ma sono genitori, e tu non tu sai. Paola non è se compagne con Sofia. Sì, che hai anche tua figlia. Sì. Dove sei? Cosa fai? Sempre lì al telefono e con chi sei? Tu eri ma tu eri se siamo arrivati in ristorante che quando si sono aiutati Paola e Filippa attaccata a fevelà come che si fossero sempre conosciuti. Di fatto non mi ha neanche chiappato in considerazione. A fevelà tutta la sera dice portare da il mio appartamento. Ma l'appartamento è me? O no? Scoppo, porca miseria. Volchialda. Sì, volchialda. Però proprio. Andato a combinare savonde, Eugenio. Io? È lui che l'ha plantato tu in casino. È colpa me come? Sì, tu potevi stare, no? Tu ti dici sempre la cosa. No, plan. È stata Filippa che mi ha fatto une domande e io gli risponduto. E qua ieri non gli accordo? Sì, d'accordo? Però è stato ieri tirare fuori l'argomento. Ha parlato di neosuprematismo, ma... E tu scugnevi sbisi che il quadro chi è di niente? No. Non hai dite così. E hai argomentato. Sì, è vero, testimoni. Però non è solo lui. Nel senso che gli accordi erano altri. E perché che mi sono saltati ieri, no? E lì tu staccato di Ponte in Blanca a fevelà per furlare. Sì, ma troppo pensavi tu di tirare in davanti con chi ste farse? C'è falso. La farsa furlana. E Paolo allora? Lui ha sempre parlato in friulano. Mi ha rovinato la serata. Ma non è dove il furlan, cerca di capirlo. Dai, troppo pensavi tu di reggi il personaggio dall'intellettuale raffinato. Ma insomma, quella volta vorreste far chiarire di robe, insomma. Bel plan, dovreste far capire che c'è chi vede dite non è proprio così. Ma dal momento dell'entusiasmo e dalla bielecce è normale che uno racconti un po' di più di cicalette. Un po' di più. Boh, ciò di fa. Io, lei se ne. Ciò di fa comunque. Ma dai, sono monadis che schifo. Monadis. Intanto la disvia insieme. Infatti devi capire, già un tocco non era questo, Sì. Anche lo signor non voleva venire a cena, Ti devo parlare, vedete, non è il caso di andare a cena con i tuoi amici. Io non sai, devi capire che le real canallave. Che sei per via dal divano che noi là. È sicuro, alle pal divano, perché ti dite non siamo compatibili? Davanti tutti. Ma dai, non sta preoccupato. Chiaro, lì le questioni, basta dove fevelarsi.
ci ridi, capisci, capite? Non è un problema. Ci fai una telefonata magari. Vuoi telefonare con me? Ma no, comodo, man, con calma, dai. Mi sa che sta contando come la tua femmina. E io il problema con voi è la mia femmine. Il problema è la mia femmine. Mi sa che hai là, con ma perché voi di Moladù? Perché voi di lasciarmi di per solo? Io i singleasti. I singleasti, quando eri in fantasma. Non potevi slearsi, mo. Dai. Forse hai ne robe per te. Ti la senti tu? Se ciò che ti lega non è quel che ti lega e ciò che non ti lega invece ti lega, significa che il legame non è un legame. E se il non legarsi porta a legarsi, allora ti leghi per non legarti. Non è Seneca. Ehi, devi immaginare. Sarà mica Trentino. Dicerà tu capire. Stile inconfondibile. Scusa, ma tu vado là di Trentino per risolvere i miei problemi sul piede? No, intanto io non hai problemi. Io no, e tu spendi 150 euro a sedute senza problema? No, io sono andato per un consiglio. Sì, la prima volta. Dopo lui aveva fatto un'analisi della mia situazione e ha detto che forse all'era mio si continuava a fare i seduti. Sì. Allora è un problema che lo ha. Lui mi ha detto che non è problema. Però io mi sono sentito di dici da Robbins. Mi dite Trentino. Io che mi succede da Robbins. L'incredibile. Che è chiaro che è nel robe veramente, che di non poter credere. Che poi in davanti voi con l'età e poi sono attratti dalle femmine tanto i giovani di me. Ma una roba di non crodi, Chiaro che sono non crodi, crodi solo. Che miseria. E lui mi ha detto, non è un problema. Però gli dite, sì, ma Trentino, la questione è la durata. A una certa età, però sono i pastigliotti che muoiono. No, t'hai cioè, non è che sono storie che 2 o 3 mesi dopo finisce, capisci? Lui mi ha detto che non è un problema. Che soffrisce di una sindrome, però. La chiamate la sindrome dal puppy girl. E ci saresti? Cioè lui ha detto praticamente che io, anche se è 30 anni, insomma, sì, non è che insomma, è maduro, no? Lui ha detto che io praticamente mi sento come un pari dai confronti di questi femmini, capisci? Ma dai, Sì. se proprio te così. Ma scherzi! No. E dopo mi ha detto che hai un complesso. Il complesso per antonomasia, mi ha detto. Edipo? Bravo. E ha detto che hai il complesso di Edipo, ma al contrario. Ci saresti? Chiaro che non sai. E non gli hai neanche domandato. Mi ha detto che non è un problema. Scusa, ma ci può dirti? Lo sai, c'è più di dire. Ma un momentino, ma si può fare una figura da ieri? No, perché? Scusa, alla tua età, uno a 60 anni, ha di comportarsi come un gavanello. Ma io che sono robe che succede. Sì, io tu a te. E anche succede di a me. Ma non sai, c'è stato Federico. Non si può cagare fuori dal boccale. No, ma sono tutte... Chi sono sì d'accordo, ma non hai capito. Scusa. Sì. Qui ecco. Ti dico. Filippa. Ciao Filippa. Come stai? Domandi, sei Paola che viene. Scusa Paola, eri con te? No. Dove poi, dove là?
Sì, volevo dirti questo, se per il divano va bene come dici tu, off-white. Ah, non c'entra il divano. Sì, lo so, ma sì, oggi ho esagerato, ma in fondo l'ho fatto anche per te, dai, insomma. Ma no che non ho mentito. È solo uscita una parte di me che tu non conoscevi. La bestia. Ma hai ragione, sì, hai ragione, scusa. Non dovevamo andare a cena, lo so. Ma volevo chiederti, cosa volevi dirmi? Cosa? Come? E me lo dici così al telefono? Ma scusa, come non volevi dirmelo prima? Ma cos'è successo? Ma perché scusa? Come non c'è un perché? Quindi basta, finita. Ma mi puoi spiegare? Scusa, mi puoi spiegare il perché? Ma c'è un perché? Non so, hai qualcun altro? Non so. No, puoi dirmelo, Puoi dirmelo. Sì. A me non mi faccio una ragione. No, puoi dirmelo, sono tranquillo. Sono un uomo di una certa età, ho 60 anni. Sono abbastanza tranquillo. E poi ho anche un matrimonio alle spalle. E allora qual è il problema? Come il problema sono io? E che cosa ti è deluso? No, scusa, no, adesso io volevo, tu adesso mi devi, no, tu mi, io, no, tu, no, non grido. No, parla. A proposito di cosa? Domani? Perché domani? Ma cosa ti serve? Vabbè, sì, lo so. Ma ho capito, ma perché? Ho capito, va bene, sì, va bene. Se tu pensi che... No, io domani non posso, non posso. Ma vieni quando vuoi, hai le chiavi, dai. Sì, va bene, ok. Ciao. Scusai. Sì, ma a tu c'è tipo che io. E a tu come che si è ridotto lui? È stato stupido, ma ci bottò. Succede. Sì, ma sono fasi une. Di punto in blanca, dimmi, non ti voglio più, mi hai deluso. Succede. Perché certe femmine sono così. Cioè, fino di prima va tutto bene e di dopo assieme. A soffrisci, ma assieme. Io la favela l'esperto. È vita vissuta. Sì, ma scusai, ieri sera hai chiuato se c'è. O dite al canollare o l'ho finduto su altro. Non c'entra la cena, ci di capilo a lei l'insieme dagli robis che... Sì, sto giù. E sai, io non ci capavo dal chiaffi. E voi capite. E pensavi che fosse il divano che noi piaceva. E come c'è di fare? C'è di fare che l'appartamento! E lui lo venderai, così si era in me. Però beh, Perché? Ha tu fatto un mutuo? E metto tutti in testa che il quadro è lì. No, scusa, fammi capire. Cioè,
Ti hai speso 200.000 euro per quel quadro lì e ti hai fatto un mutuo per comprare l'appartamento. Se fosse non è quello il problema. Cioè? Fra una settimana mi arrivano i mobili. E c'ho di fare dei mobili, si viene all'appartamento, non di me più. Ma scusa, tu sei stato al settore? Vendi l'appartamento con i mobili, eh? Certo. I quadri? Guarda che non va via. Tutto là? Non sai la cadenzza. Beh, vendilo a Specogna, no? Ti lo ricompri per 220. Guarda, non potevi capire. Non potevi capire. Non potevi capire perché non sei stato... Sì, c'è. Noi è un brutto periodo. Per via del divorzio. Lunedì Filippa mi ha telefonato in agenzia. Ecco, aveva dato il mio numero, ne so amico, vedete che eri brasi. Insomma, ci arriva un ambiente, non sai dove, a Vignesi. Per fare una sfilata di mode. Non capite mode? Abbiamo subito il tabacchi, no? Il mio amico di Esolo. Che lei sta bravo, perché mi ha chiamato un bel ambiente lì, il canale grande. Insomma, hai fatto un figurone. E lei fa prendere di esci un po', poi dice chi eri. Perché, insomma, voi dipende bene dalla mia immagine. E lì, incominciate, insomma, a conoscersi, e mi è piaciuto, io sono piaciuto e mi incominciate a frequentarsi. Lunedì mi è passato di Specogna, della sua amica, la Risci. Io ieri che guardavo attorno, ieri sera bloccato davanti che quadri bianchi lì. E mi fa, questa è la nuova tendenza dell'arte contemporanea. Questa, dice, non posso staccarmi da lui, mi piace tanto. Boh, se ti piace tanto, lo regalo. Veramente mi fa, se ti piace tanto, è troppo tu cantosto i quadri bianchi. Allora se l'hanno di Specogna che tra costi che i quadri lì. E no, fa, quello è un baldino, vabbè, baldino c'è lei. Quanto costa? Siamo sui 200. Boh, 200 euro, vabbè. Te la porto 200 euro, ma cosa fa? Un banco, ma che banco mi fa? Questo è un quadro importante, bisogna fare un contratto. Cos'è un contratto per 200 euro? Mi fa. No, non ci siamo capiti. Io non ho mai detto 200 euro. Io volevo dire 200.000 euro. E lei mi ha mangiato il fiato. Mi chiede da pelare, insomma, mi chiede di fuarci. Mi scusi, signor Specogna, ma ci devo pensare. Ma come che mi giri via? Filippa, io qui a spalancarmi, ma non potevi farmi un regalo più bello. Allora, se non le di Specogna, quella mano, affare fatto, che è già voi al cinema, ma ce l'ho fatto! Ce l'ho fatto. Se fammi capire. Tu glielo hai regalato. Tu gli hai fatto un regalo di 200.000 euro. E domani va bene chiuso. Tu lo sai, dai. Sì, c'è molto, dai. Tu dici, ma i quadri le so? Sì che ne so. No, ma scusi, andiamo paroti. Tu, vi ho fatto un contratto. Beh sì, E il contratto è a suo nome. No, a lei almeno. E allora dove è il problema? Che lo hai regalato? Sì, ma il contratto è a tuo nome. Beh sì, E allora dove è il problema? Che lo hai regalato? Sì, ma sono 200.000 euro! Sì, capite che trasmoglia di base? Certo. No, io non faccio così. È una questione di onestà intellettuale. E onestà intellettuale, come dai, sempre questo intellettuale. No, cioè di fa come Livio, allora. Fa come Livio, che ha regalato un anello di 50.000 euro alla sua amorosa, e quando si sono lasciati, non vede l'anello in d'amore. Ti sa mai un bel esempio che lì? No, Appunto. non è un bel esempio, tu hai ragione. Non è per noi un bel esempio. Però è un esempio di seguire. Vabbè, però qui come bisogna che ha una soluzione, sono 200.000 euro, bisogna risolvere. È facile. È facile. È facile. Tu glielo das, ma non tu glielo das. Ci vuole. Domani buon'ora. Io e voi non di un tipo. Ti conosci io. Mi fai dare un quadro con pain precisi stessi misure, stessi blanco. Non ti apri, non metti a questi che lì tutti lo tieni, tu fai che ti svolge. Ma è un falso. C'è maniere di fare. No, dai, stimi tu io. Un falso, c'è maniere di fare un
le copie, dai! Di robe così, un falso. Chiaro, tu sei un architetto, ma tu mi fai venire come un geometra. Non si può fare, non si può fare perché Dan Filippo se ne qua già resta stesso. Ma dice se ne qua. Come sfumature. Ma quali sfumature? Ma lì! Dai colore! Ma quai colore? Sarà tutto blanco! Stacca! Mi fai come chi dici io. Io domandi bunore, i voi attioli chi stu quadri blanchi. Dopo i voi là di un calligrafo chi conosci io. E i fai fare la firme baldin blanchi e come carriere. Va bene fate la firma, ma sì che dopo un mette alla di picchiare, hanno lo picchia contrario, capito? Non si sta poco. Aspetta, calma. Sì. Cioè tu faceresti sulle firme false? Falso. C'è maniera di fare le copie. Ma sono sicuro di metti a parlare l'aula. Ma tu c'è molto ragione. Dai, la sai stare. A sine qua sicuramente. E E anche se non se ne qua, ciò di fare che il quadro. Ma tu torni a vendilo a Specogna. che cogna non può svendilo. A salute perché la a salute storia, la sì, storia. giusto. Lo vendi magari a Cui è un privato. un galleria, sì. Oppure sai che tu fai? Tu vai di Sladi Baldini e tu devi sapere lo compri. Che io non solamente lo stato in cilentiere. No, buon, va bene. Allora cambi strategie. Sì. Tu dici che ti l'hanno rubato. Ecco, ti vuoi a domanda. No, di voi a domani, un signore. No, a noi danno tutti insensate la sua proposta. Perché se tu ti hai fatto un contratto, Bravo. di sicuro tu hai anche un'assicurazione. Giusto. E se ti hanno rubato il quadro, tu ti risibai dall'assicurazione. Bravo. No, Sì, no, sì. no. E con che vesti tu ti compri su un altro baldino. No. Vedi, non mi conoscevi qua. Se lo faccio così. no? Io ne vedo dignità. Domani che venga il choice tu e che sei tu te. Ma quanche gli a entrate, tu dove eri? Ieri in bagno mi facevi da barba. E sento la porta che si virgeva e gli che entrava. E tu ce l'hai tu fatto. Gli hai aspettato un momento e mi sono mettuto a chiararci che faceva. E ce facevi? Lei ho detto che chiappava sul quadro. E gli hai detto, Ce gli ha tu detto. ciao. Io si girava verso sé e mi fa, sei qui? Sì, sono qui. Ma non mi avevi detto che... E invece? E invece sono qui. Ah, mi fa, che sorpresa. E lei ho detto col quadro in mano. Sì. E tu? E fa, vuoi un caffè? Sì. No. Vado di fretta. Ah, allora ciao. Ciao, mi fa sì. E dove vai? Via. Col quadro? Sì. No, aspetta. Cosa? Mi fa, non eravamo d'accordo. Su cosa? Che passavo a prenderlo. Sì, eravamo d'accordo. Eravamo d'accordo su tante cose. E allora? Avevamo un accordo. Avevamo fatto un progetto, un investimento. Ma tu hai cambiato idea e l'ho cambiata anch'io. Ma così tu hai detto? Così. Io. Ma tu non avevi tu detto che certi robi... E invece gli hai detto. Oh, che puttana. Ma e ieri? E ieri è stato. Mi fa, ma come? Mi fa, me l'avevi regalato. Sì, te l'avevo regalato, ma tu hai cambiato idea e l'ho cambiata anch'io. Ma questo per me non è solamente un quadro, mi dice. Per me è qualcosa di più. E lo so, anche per me è qualcosa di più. È tutto quello che mi resta. Cioè, nel senso che non ti è restato poi... Noi, E tu gli hai detto a ieri che non ti è restato... niente. E ieri? E ieri. E mi ha chiamato per un momento. Ha messo giù il quadro. Ha tirato fuori le classi. Ha messo di su.
a mia chiara antimo per un momento e dopo la devi. E tu certo fa? Mi sono mettuta vai. E dopo sono andata a dormire. A dormire? Sì, non avevi dormito tutto l'anno. All'Istrai telefonata a Trentino. Certo, faccio. A Trentino? Per domandare un consiglio. All'Istrai di Gnobili. Sì, lui di fatto mi ha detto, speri che sei per una roba importante. E tu? È una questione di vita o di morte. E tu gli ascoltavi? Hai contato Tu? Dal quadro? Da qua. 200.000 euro. Specogna? Filippa. L'appartamento? Il regalo. E lui mi fa, aspetta che pensi. Ti mandi un sms. L'hai mandato? Dopo 5 minuti. C'è ti hai scritto? Se il valore di un simbolo non ha prezzo, allora il prezzo del simbolo non ha valore. Ma se il simbolo ha un prezzo, non è più un simbolo e il suo valore non ha più valore. Trentino, un genio assoluto. E che boiate chi ti ha fatto cambiare idea? Intanto noi ne boiamo. Ma c'è voglia di? Non lo sai. Però gli ha fatto cambiare idea. No, a noi che roba chicca mi ha fatto cambiare idea. Ah no? Gli fatto un su. Ma se non ti has dormito tutta la notte. A occhi aperti. Non prendi sorpresa. Ieri da una stanza blanca. Con la porta blanca. Di pareti blanche. Scusa, Barcons? Ah, non era in barcone. Una tavola blanche. Una chiatrella blanche. E per zore della tavola blanche un libro blanco. E sulla pagina blanche dal libro blanco all'era scritto 200.000. In neri. E lì hai capito. Tu ti sei somigliato col grande libro bianco di Specogna. 200.000. E salvoltave pagine? 220. Allora, come? Rivasa chi sto. Chiamami una curiosità. Vedi? Chiave vengo qua. Io di Toliris. Io di Toli Sfumadores. Io di i colori. Alle dubla. Oh! Alle blanche. Alle blanche. Però, una ponte di cacchi.